Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo a Montegrotto Terme ed esattamente all'Hotel Caesar. L'Hotel Caesar di Montegrotto è un hotel 4 stelle. Era un bellissimo hotel una volta, molto grande, classico hotel costruito negli anni 60 che poi, come tanti hotel che sono stati fatti qui a Montegrotto, poi è fallito. Qui hanno tolto la moquette, possiamo vedere questa è la reception. Non siamo riusciti a entrare dal piano terra perché è murato, però ci sono delle porte aperte intorno all'hotel. Noi, come sempre, siamo entrati solo ed esclusivamente per documentare lo stato di abbandono che c'è all'interno di questo albergo. Qui potete sentire anche l'eco, guardate la hall che grande che era, gigantesca. Purtroppo i teppisti hanno fatto danni anche qui, sappiamo benissimo come sono, però io da buon portiere d'albergo vorrei vedere la reception. Sono curioso, sto facendo un casino pazzesco, ma l'albergo è abbastanza isolato e comunque, ripeto, non stiamo facendo nulla di male. Acqua minerale da 0,75 2,35 €. Vediamo le date. C'è qualche data? Voglio vedere qualche data per capire un attimino quando è stato abbandonato. Qua vedo 2007. Questo è il back office della reception. Vediamo le licenze, questura di Padova. Certo che hanno abbandonato veramente tutto dentro, anche le documentazioni dell'hotel. Pazzesco. Allora, qui penso che andremo verso le cucine, perché qui c'è il ristorante. Guardate immondizie che hanno ammassato davanti alla porta. Io ricordo a tutti, come sempre, che quando si entra non si fanno danni. Noi non abbiamo rotto niente per entrare qui. Dico noi perché c'è anche il mio amico Alessandro con me oggi. Guardate la cucina che aveva questo hotel. D'altronde parliamo di un hotel che adesso io non so esattamente quante stanze avesse, ma sono intorno alle 150-200. Qui c'era la cappa appesa, vedete gli attacchi del gas, enorme, 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 enorme. Adesso ci siamo un attimino divisi io e Alessandro, ma fra un po' ci ritroviamo. Qui ci sono anche i sotterranei. Questa è la cella frigorifera, può essere? No. Questa era la cella frigorifera. Hanno portato via addirittura la porta, io non dico altro. Anche questa forse no. No, forse era una cella vecchia. Lì ci sono i quadri elettrici. Come dico sempre, io quando entro qui non faccio danni. Sono entrato in oltre 200 posti e non ho mai fatto danni da nessuna parte. Allora, qui ci sono i sotterranei. Nei sotterranei ci sono indicativamente 40 cm di acqua, quindi non si passa. Poi, per carità, l'albergo l'hanno chiuso perché non entrino i malintenzionati tossici. Noi non siamo né tossici né malintenzionati, siamo qui per fare un video, un piccolo documentario. Sono ancora porte chiuse, stranissima sta roba. Questa è la sala del ristorante. Pensate come doveva essere bello una volta. Come vedete ci sono vetri dappertutto. Ciao Ale. Ho trovato i sotterranei per andare giù, però è tutto chiuso e che c'è 40 cm di acqua. Quindi su non si va. Di là ci sono le celle frigorifere, la cucina e quella è la sala del ristorante. Ah, strano. Di solito i rumeni vengono a portarsi via il rame più veloce della luce.
Comunque io ho la pulsantiera dell'ascensore uguale, secondo me ho trovato dei documenti del 2007, credo che sia stato abbandonato 2008-2009, perché là da qualche parte c'è scritto 2007, ecco vedi è l'unico che ho trovato, ma ci sono ancora le licenze della questura di Padova dietro, mica portaria niente. Sai cosa vedi che è un albergo vecchio però? Gli ascensori, due ascensori, uno più piccolo di quest'altro. Ecco, vedete, noi siamo entrati dietro questa porta, abbiamo trovato la porta chiusa, però poi andando al primo piano siamo scesi per la scala, lo scalone principale dell'ingresso e lì fuori c'è il paese con la strada. Ovviamente noi cerchiamo di non farci vedere perché, ripeto, non siamo malintenzionati, non siamo delinquenti, però, vedete, adesso non è per dire, ma qui ci sono le finestre aperte, non le abbiamo aperte noi, uno mette una gamba dentro e entra, ci sono 4 finestre. Qui probabilmente c'era il bar, questo era il bar probabilmente, qui c'erano i tavolini immagino, ci sono dei vecchi TV a tubo catodico, telefoni. E qui vediamo il marmo per terra, mentre lì probabilmente c'era la moquette, mi pare di aver visto. Il marmo è molto più da 4 stelle rispetto alla moquette. No, ma anche qui c'era il marmo, è che l'hanno talmente rovinato con l'acqua che è entrata che è entrata talmente tanta acqua che non si vedeva, no, c'è il marmo dappertutto, solo sulle scale c'è la moquette. Eccolo qua. Grand Hotel Caesar, Terme. La coppia più triste del Caesar Palace di Las Vegas, dove facevano gli incontri di pugilato con Don King. E c'è anche è una lavatrice questa. Quello è un lettino per massaggi, lo riconosco perché ce l'ho anche in albergo da me, quando vengono gli atleti delle squadre di calcio o di basket ci chiedono il lettino per massaggi, perché hanno i fisioterapisti con loro. Allora, qui siamo già stati prima, giusto? Sì. Adesso aspettiamo Alessandro e dopo andiamo su al primo piano. Allora, aspetto te, dopo quando vuoi andiamo su che tacchiamo magari a fare... tacchiamo a fare il giro insieme, vediamo se riusciamo ad arrivare fin sul tetto. Sì, questa è la cucina, qua che c'è le cappe, attaccare, e anche gli attacchi del gas. Sì, infatti anche se c'è il frigorifero. Di là c'è il piano bar, quello che resta. Sì, sono da sotto che c'è l'acqua, 40 cm di acqua, e poi che c'è dei sbarre, quindi non ti passi. Queste sono chiuse. Credibile che sia ancora queste. Sì, stranissimo, guarda. Veramente, se qualcuno vede il video ne dice torni dentro che vi compro. Questa se sarà la massetta canadea. No, qua è chiuso. È tutto seracqua, quasi il ristorante, qua che c'è le bottiglie di vino probabilmente. Vai, andiamo. Andiamo sopra, vediamo cosa c'è. Fare i quadri elettrici sul tetto. Comunque abbiamo fatto il giro di tutto l'edificio, qua davanti che ci sono le finestre aperte. Adesso guarda, vieni, vedi, ti faccio vedere. Le finestre aperte, 30 cm di altezza, quindi bastava mettere un piede e st'altro. Guarda, vedi là, c'è il muretto dentro e anche il muretto fuori. Ho fatto il giro. Sì, ti giri davanti, devi fare una roba, vedi. Cosa qua? No, le scale sono di queste. Ah sì. Aspetta, cos'è che c'è qua sotto? Niente. Ah, strano che abbiano messo sulle scale la moquette e sul pavimento è il marmo. No, perché la moquette
Sì, è vero anche quello. E ora, questo cos'è? Un altro pezzo del ristorante? Ora piante che c'è su terrazze. Belle così. Sì. Ma perché? Ma strano che siano ancora intatte. Perché qua hai srotolare la manichetta. Questa è una roba recente di sta manichetta. Sì, è fresca questa. Dopo di là c'è il corridoio che porta alle camere, credo. Ma qua i vetri sono tutti intatti. È stranissima questa roba. Non ti sei venuto da qua? No, no, no. Ho aspettato te, adesso possiamo magari andare via in stocca. Sì, sì. Qua che c'è, Sempre gli ascensori. sì, qua che c'è un quadro elettrico ancora intatto, incredibile. Pensati. Pensa che sulla caserma dove sono stato l'altro giorno, il video di un anno fa che c'era tutto dentro. Davvero? Tutto, i giubbotti antiproiettili. Adesso arriva a meno che c'era più cavi elettrici, più giubbotti antiproiettili, più Vedi qua niente. che c'è anche il problema. Basta. Adesso gli altri fermo il video, ne a buona fede e dopo, Sì, vero? qualcuno viene dentro e spacca. Cioè, tutto sommato, no? Sì, sì, no, anche perché non sono pitturate, sono vetri come si dice a piombo, no? Dovrebbe essere. Devo battere. Sì, ma forse sei anche a doppie. Sì, sì. Vediamo qua. Ah, il vetro a piombo è dentro, e fuori che si i vetri di protezione. Sì, fuori che si i vetri di protezione, che si triplo vetro. Sì, comunque sì, è incredibile perché è strano che ci siano ancora i cavi elettrici. Sì. Cioè, di solito sparisce tutte queste robe. Una verità. Allora, guarda, dopo noi saliamo per di qua, però ci conviene prima vedere... Aspetta un attimo, c'è la terrazza, forse. No, è chiusa. È chiusa? Sì. Comunque è bellina, di là ci sono anche le piante in terrazza. Qualcuno si è bevuto al tavernello qui, un intenditore. Un altro ascensore, quanti ascensori che ha questo albergo? Tutti piccoli. Lo vedi da quello che è piccolo. Sì, lo vedi da quello che è piccolo. Gli alberghi piccoli che ha tutti ascensori piccoli, gli alberghi vecchi hanno tutti ascensori piccoli, da qui da 4-5 persone, che manca una famiglia e ci sale dopo quasi. Guarda qua è proprio devastazione, guarda il soffitto che crolla. Umido? Però guarda il lampadario, è bello, eh. Non è un brutto lampadario. Dopo può piacere o non piacere. Infatti, massaggio sub. Massaggio sub. Giù c'era il lettino da massaggi nella reception. Non so perché c'era in reception, però che c'era il lettino da massaggi. Ah, perché che sei cure termali. Ti è più anche quello. Novembre 2007. Ecco quando ha chiuso. Manometro, aria compressa. Qua facevano le cure termali, quindi di conseguenza questo è chiuso dal 2007, sono 16 anni. Sono tutte le apparecchiature per fare le cure termali. Probabilmente qua al primo piano c'erano tutte le terme o le cure e dopo le camere iniziano forse al piano di sopra. Può essere, sì. Qua c'è un'altra scala, perché non abbiamo fatto questa. No. Dopo tornando indietro, quanto qua vedo bagni. Qua vedo ancora le tende. Sì, tanti bagni che sono. Qua. Ah. Qua tu come attacchi non dico di aerosol, ma una roba strana. Sì, eri qua. Sì, sì, l'acqua scorre Esatto. sui lavandini e si alza il vapore acqueo perché l'acqua è calda e tu respiri. Se stai a Terme da piccolo, a Tabiano Terme, perché ho la rinite cronica. Ancora le tende. Sì, pazzesco, Vero? pazzesco. Guarda, tutte le catene rotte. Ah, ne conviene entrare perché ne vede dalla strada. Qua c'è tanta umidità però. Perché? Perché facevano le cure per quello. Qui si frega ora. Le cure termali sono fatte di vapore e il vapore penetra. Io non so cosa ci sia sotto, ma sta attento, perché sotto deve essere il cemento armato. Guarda, ne solleviamo una. No, c'è ancora legno sotto. Sono più strati. Guarda qua. Che roba.
Sono più strati di legno. Pazzesco, guarda qua i pareti. Pazzesco. Però sai cosa? Siccome queste scale poi sopra non ci sono, io proverei a scendere adesso. Perché dopo non le troviamo più ai piani alti. Ah, che si sotterranei qua, aspetta. Cos'è che c'è? Ah, il respiratore. Quello sì. Sì, no, sì. Purtroppo c'è tutto masenà. Guarda qua. Oh, è tutto croà, ma l'umidità pura. Comunque qua, che se ti vuoi venire, che se ti vuoi che finima dopo andiamo su. Ok. Tanto sarà uguale qua, credo. Sì. Mamma mia, guarda quanta muffa. Ecco, sai cosa che c'è qua? Che c'è problemi di muffa, cioè finché stiamo poche ore non succede niente. Sì, lo so, infatti per questo... Ma se un extracomunitario viene a dormire qua, e siamo a tempo un mese. Qua è veramente umido. Secondo me i piani sopra non sono così umidi. Questo è umido perché c'era le cure termali. Guarda le pareti, si sfogliano poi a cane, pazzesco. Si sfogliano. Questa è la cucina. Chiusa? La porta. Niente. Spero che non sia d'umidità qua dentro. Ma veramente? Allora siamo venuti da di là. Sì, è istinto. Proviamo a fare anche queste scale qua, dai. Certo. Visto che non ci sono su. Già all'avanguardia una volta. Sto qua, scommettiamo lo là. Ma sai cosa? Abano mi dà l'idea di essere la Jesolo per anziani. Mi dà sta idea qua. Sì. Beh, guarda che negli anni 70 e 80 ci davano più brutto queste strutture. Ma questa non l'abbiamo fatta sta zona. No. Aspetta, che forse ho capito dove siamo. Siamo dove siamo entrati. Siamo entrati di là. E qua che c'è un altro pezzo. E anche c'è piscina. Qua che c'è piscina. Ti vedi, a guardarla così pare piscina. Comunque è pazzesco come ci sono certe cose che non vengono tipo... Muro. Mura proprio. Sì. No, ma secondo me da qualche altra parte trovi da entrare. Sì. Le finestre degli anni 70. È tutto incatramato. Mura. Niente, si è bloccato. No, ci sono certe cose che per esempio questa porta qua del velo è la prima roba che di solito i Days fa. Sì, infatti. E invece è intatta. Ah, eccolo qua anche la piscina. Però niente. Non c'è. Le vasche qui può fare le cose. Ah, Così già negli anni 70. sì. Adesso le camere quella di Shining. Ma il problema è che adesso un albergo così per recuperarlo ti vuoi miliardi. Che poi non ho capito. Che poi fanno prima costruire uno nuovo. Quei tempi che corrono. Guarda, tutto rusine. Sì. Fa sì, prima buttarlo su. Guarda, qua che c'è un'altra vasca come quella di prima. Costa un montagna alle 6. No, il fatto è che in Italia dovrebbero vietare di costruire continuamente case e assare quei vecchi in pie. Questo merita però un bidet. I boia. Oh, ogni tanto mi perdo qualche stanza. Guarda alto. Bellissimo. La grotta di San. Ma tu stai continuamente facendo il video? Sì. No, faccio tutto locale. Sì, e dopo ti tagli quel che te vuoi. No, me lo metto tutto, perché tanto alla fine è tutta una... Ho fatto il video io, sai. Pensati. Ah, perché se entrai da fuori da...
La finestra, sì, in qualche modo è dall'intercappedine. Bello. Sì, se tu per grotte di sale, queste cose robe. Da qua usciva il vapore, ti vedi? Pensa. Da qua, da qui 1, 2, 3, da questi 5 ugelli usciva il vapore e la gente respirava. Ed era tipo una sauna. Il dottore che guardava. Esatto, quando i seccotti tiremo fuori. No, l'unico peccato è che, guarda cuscini, l'unico peccato è che non riusciamo a entrare in piscina. Oh, certo che fa da ridere, da murare tutti i ingressi dopo che sei finestre aperte. Questa è una roba che non capirò mai. Guarda stramassico a muffa, mamma mia, senti che colera. Mamma mia, qua che c'è il colera nero. Il colera nero. Troppo umido qua, col fatto che facevano le cure termali era troppo umido. Ma anche, cioè, anche come si presi proprio. Sì, c'è tutto irrusinio, c'è tutto ossidato, c'è tutto stonfo di acqua. Sì. Stonfo, c'è tutto stonfo, anche i muri adesso stonfi. Infatti che se anche se devo sfogliarsi e tutto. E qua sarà speculare, credo. Sì, dai, proviamo a fare anche sto tocco, dai, tanto per vasche da bagno. Basta che non troviamo che schifo di stramassi perché. Sì. Mamma mia. Grande hotel. Vabbè, ma guarda che. Non credo che costasse tanto poco vedere. No, all'epoca c'era lusso, poi una volta il 4 stelle non era come adesso. Quando noi eravamo piccoli, Ale, non so se ti ricordi, i nostri genitori andavano sul 3 stelle, non sul 4, perché il 4 era costoso. Adesso invece, se tu non vai su un 4 stelle, ti trovi su una toppaia. Perché mica ho visto 3 stelle, che sei veramente toppaie. Ecco, ho visto toppaia anche a 4 stelle comunque, mica che lavoro, cioè, te posso dire. Infatti, se tu dici te che ti lavori. Adesso, una volta i clienti preferivano il 3 stelle per risparmiare anche i turisti di gruppo, adesso anche i turisti di gruppo non vogliono più il 3 stelle, perché se vanno nel 3 stelle non trovano il frigo bar, e non trovano il room service, e non trovano questo, e non trovano quell'altro. Poi i prezzi sono diventati talmente bassi, che andare su un 4 stelle ti costa tipo 5-10 euro in più a persona rispetto a un 3, per un gruppo. No, purtroppo il mercato degli hotel è inflazionato. Poi a me sta continuando a aprirne. E si è visto che aprono l'albergo nuovo, quello al Tronchetto. No. Pensa a te, 200 camere dove c'era il Palafenice. Ah sì, ok, ho capito. Pensa a te, perché sì. non mi sono io morire. Ci mancavano giuste 200 camere nuove a Venezia. Qui hanno aperto però non è rotto. Ecco, qua invece c'è un mix tra moquette e marmo. Quanti piani sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perché alla fine sei 9. Però secondo me c'è un uomo ancora più su. E più sì, c'è il tetto, sicuramente. Cosa mai che questa non c'è? Ecco, qua che c'è camere. Sì. Qua ci sono camere, al reparto cure. Ah, con l'ascensore. Questa è una camera? Sì. Questa è una camera, fammi capire, potrebbe essere matrimoniale perché all'epoca magari c'era piccolo e c'era il letto matrimoniale qua, con i comodini ai lati e qua ti giravi giusto. E qua ti avevi il tuo bagno. Esatto, un mobile con la TV qua. Vediamo se c'è il cadavere dentro. Niente. I sacchi della lavanderia. Da fuori sembrava più grande però la parte delle camere. Ma che ne è tante però, Pietro. Sì. Ne tante. Materassi però almeno non hanno la muffa. Mamma mia che sprussa là sotto. Là sotto c'era una roba pazzesca. No, ma sai cosa? Che ai piani di sopra magari troveremo qualche posto dove qualcuno ha dormito. Secondo me qualche extracomunitario, perché se è facile entrare qua. E questi due stramassi e cuscini. Sì, poi sei in centro. Qui sei in centro a Montegrotto, quindi la gente viene qua a piedi senza problemi.
non sei come certe caserme che sei abbarbicate sulle montagne. Allora, attico, quinto, quarto, terzo, secondo, primo, ammezzato, reparto cure, piano terra, reparto cure, piscina lavanderia, centrali. Personale, quadri elettrici. Ah, tutte le chiavi che c'era qua. Allora, vediamo quante chiavi ci sono per piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, sto qua sì, lo so. Ah, sì. Dietro. Dimmi. Il telefono. Che bello. Te vuoi il casavide? Cos'è questo? Alimentatore? No, cos'è? Forse un gruppo di continuità. Sarete stazione di energia. Ah, tipo un inverter, che robe ha? Tipo un inverter. Ah, sì, no, gli ha tolto i vecchi di una volta. Perché non si rompe? Questo qua è l'office del cameriere, l'office sarebbe dove tieni le robe del cameriere, qua entrai Sorgi. o sei a nastro, no? Se entrai combi, Combi. non ti versi a porta per guardare che sei 10 cm di guano. Qui probabilmente c'erano dei quadri elettrici dove ti provare a entrarti, credo, da esperienza. Perché di fianco agli office del solito che sei quadri elettrici. Qua che sei montacarichi per il room service o per il cameriere. Gli anni 70 Sì. Veri dappertutto, sei incredibile. veri? Sì, ma che sei, guarda qua. Lato, sti veri, ma da dove vengi fuori? Qua ti vedi che c'è finestre senza veri e i veri se ti stirai per terra. Ti vedi che se ti stirai. Sì, ma Uno sei addirittura intatto, perché quello sei intatto. Guarda che se la ure che ha rotto a peare. Qua hanno rotto a pedate la porta, che sì, poi per entrare dove? Cosa ti pensavi di trovare dentro una camera? Scusatemi. Mamma mia. Vede più spuzza qua comunque che in tante caserme dove si entra. Che ti direi se un albergo è più netto di una caserma. E invece no, le caserme sono più nette degli alberghi. Allora, siamo al secondo piano, signori. Siamo all'Hotel Cesar, vi ricordo. Caesar di Montegrotto Terme. Siamo qua con Alessandro. Ciao, ragazzi. Cosa vi devo dire? La distruzione. Siamo al secondo piano, vi dicevo, ce ne sono almeno altri 4 da fare. E questo devo ancora finirlo perché ci sono delle camere qui avanti dritti che ci mancano. Poi faremo le scale. Le camere onestamente non le faremo tutte, più che altro perché sono tutte uguali, a meno che non vediamo qualcosa di diverso in qualche camera. Tipo, non lo so, tipo un cadavere. Visto che il mio amico Riccardo dice sempre, vedrai che prima o poi lo trovi il cadavere. Beh, se troviamo sentiamo un fiato spuzza. Penso di sì con sto caldo. Poco, ma sicuro. A meno che non troviamo scheletro. Guarda, tipo il vide, che è una scatola piena di vide nuove. Alcune si rusine, alcune si nuove. Qua è caputo sopra con tutto. Sì. Perché accava neanche persiane, un bel po' grazie. Questo non capisco perché frega, che accava via tutti. Secondo me c'era qualcosa tipo di vetro, un inserto, qualcosa. Sì. Qualcosa di valore o di metallo, magari se era ottone magari. Sì, perché è vero effettivamente, io non ci avevo fatto caso, tu sei più osservatore di me. Tutte le porte delle camere e dei bagni hanno quella striscia vuota dove hanno tolto qualcosa. Secondo me era una striscia o di vetro o di ottone.
Sì, qualcosa comunque. Sai cosa? Che magari andando in internet troviamo le foto dei corridoi vecchi, magari vediamo cosa c'era. Beh, se c'era di ottone, lì la cavevo. Sì, l'ottone Vale. più o meno varrà come rame, credo, io non sono esperto perché non vendo Sì. metalli, però... Come a Ghisa? No, ma è più l'ottone. Sì, però sai quanti, come si dice, quanti termosifoni in ghisa ho visto rubati io nelle caserme dove vado? Vai anche dei termosifoni in ghisa. Questo qua avevamo già fatto, sì. Credo che sia Dove le cure. le cure, esatto. Ecco perché il tetto si deve croarti, vedi, perché non che sia altri piani sopra anche. Ma, Chiuso? Porco cane. Peccato. A parte che sa, quello che troviamo qua dentro è la stessa roba che troviamo fuori. Strano però chiusa. Molto strano. Sì. Ma sai cosa ho il sospetto? Il sospetto che ho è che troviamo chiuso anche sopra. Chiuso? Vero? No. No, è chiuso con la, proprio, vedi, proprio con la serratura normale. Strano che non abbiano rotto il vetrocemento, perché conoscendo certa gente non è che si faccia... Comunque ci sono entrati qua, Sì? E che c'è la stazione dentro. Sai cosa facciamo? Al prossimo piano che entriamo, ecco qua è aperto, al prossimo piano che entriamo vediamo se ci sono delle scale, anche quelle antincendio dovrebbero esserci. Perché non ho visto le scale antincendio, ma per legge ci devono essere. Però negli anni 70 Il, dentro vivo. il problema è quello, se all'epoca erano già obbligatorie. L'altro quadro elettrico intatto. Perché forse, sai cosa, all'epoca non erano obbligatorie, come quando lavoravo a Marghera, sui due alberghi che lavoravo a Marghera, uno non aveva le scale e gliele hanno fatte fare. Ah beh, esterne anche. Sì, esterne. Ah, che c'è terrazza qua. Sono in terrazza. Comunque un magneto termico ti sei sui 20 euro. Come? Un magneto termico che sono i quadri elettrici. Ah, 2 letti, 2 letti, 2 letti, 2 letti. io ho paura che non ci siano le scale antincendio, hai ragione tu, l'albergo è troppo vecchio, non le aveva. Poi magari, sai, hanno pensato di doverlo ristrutturare, e che rappresenta un conto, per quanto ti costa ristrutturare un albergo così? Forse qua, dietro. Sì. Uscite in sicurezza. Qua è bello. Però poderia... Qua. Questa Sì. Guardiamo ben tutto, ma non credo. Niente. Strano, cos'è un piano che abbiamo trovato? 2 piani abbiamo trovato chiusi. ma anche sì, 2 piani. Primo, secondo siamo entrati, terzo e quarto no. Questo è il quinto. Ti vuoi mettermi nel montacarichi, piegare come un tacuin e ti meccai su. Guarda che roba. Siamo quasi là sopra. Non sai che sia un tacuin qualcosa? Un morto che c'è. Beh, facciamo visualizzazioni se troviamo il morto. Però ne tocca chiamare anche a poesia. Comunque qua ci sono i balconi sulle camere più di lusso. Di Colombo? No, che ne ho già visti tanti. È il luogo comune, è la cosa comune, guarda un uovo, spaccato. È la cosa comune che trovi nelle caserme e negli alberghi, nei luoghi così. Trovo scheletri di Colombo ovunque, incredibile. Tonne di scheletri. Qua c'è il balcone, qua c'è un lavandino per terra, qua c'è una camera aperta, con i balconi e i terrassi. Comunque qua che viene che viene Beatrice Saia. Sì. Viene con Trapani, Rover e tutto.
Ma guarda, io ho il sospetto che chi porta via tutta sta roba siano i rumeni, perché lo fanno, non è per etichettare una categoria di persone, però l'unico italiano che conoscevo che vendeva rame andava a Torlo porta a porta, andava nei cantieri. Attenzione. L'ascensore è sopra di noi, insomma, che mi cava via la testa. E ti viene sempre da guardare giù, in realtà ti dovresti prima guardare su. Allora, sai cosa facciamo? Finiamo il piano. Allora, abbiamo detto primo, secondo, terzo, quarto, questo è il quinto piano. Sopra dovrebbe esserci forse un altro piano più il tetto, teoricamente. No, comunque le scale antincendio non ci sono. Ah, quelle interne, sì. Però di solito quelle che vengono fatte esterne vengono fatte qua alla fine del corridoio. Tipo qua. Sì, sì, beh, raga, qua. Qua hai rotto anche i marmi. Non c'è la porta. Pieno di merda, non ti avverci perché c'è la merda del combo. Che schifo. Ah, che roba. Chissà quanti miliardi di euro di strutture abbandonate che c'è in giro per l'Italia. Sì, pazzesco. Veramente pazzesco. Cioè, Io credo che solo militari ce ne siano 1 migliaio, secondo una mia statistica, perché ormai sono un esperto in materia. Solo militari ce ne sono, credo, almeno 1000. Perché io ho una lista di 1500 caserme a casa, però una parte è ancora aperta. aperto. Ancora un altro piano, ancora 2 piani, 3. Più cademo, più merda che c'è. Sì, guarda qua, ti vedi qua dove si era fatto il combo, si era pusa qua e col culo era cagata. E l'ho fatto per anni. Eccolo qua, signore e signori, il tenente Colombo. Che roba. Mamma mia. Ti vedi, si pusa tutto quello che trova e si pusa e caga. Senti che spuga, poi più in alto vai più ne troviamo, perché guarda qua. Sì, per forza, guarda che roba. Qua non c'è neanche respirabile l'aria, senti che roba. Guarda per terra umidità, ti vedi che sei scuro. Questa è, che si chiama moquette intrisa de guano. Sì. Perché col... Che spusa. No, questa è chiusa. Questa è chiusa. Pare che abbia fatto apposta a serrarla per non farla entrare io sei, però io sei se entrare io stesso. Fai Sky da qualche parte. Eccolo qua. Guarda che roba. Guarda un altro roseo morto. Guarda un uovo intero, no. Colombo vivo, il tenente. Guarda, vedere. Eccolo qua, dentro qua. Dentro qua. Tenente Colombo. Arriva. Eccolo lì. Eccolo lì, signori. Cagone. Pensavamo fosse morto, e invece sta facendo i suoi bisogni. Sì, beh, comunque. Guarda, davanti a te c'è un cadavere. Ti ha visto? È un piccolo quello. Guarda un uovo intero. Questo è intero? Sì. No, si è rotto da un lato. Un altro combo morto. Un altro combo morto. Vabbè, ma posso l'assise. Un altro uovo. Mamma mia. Questo è proprio il degrado. Cioè, pensa a una ditta per risanare un posto così con protettori. Butti giù tutto qua. Ma guarda, ti dirò che a parte le terme e i muri sono abbastanza sani, però qua ti dà proprio da srodolare a moquette e lanciare i mobili solo in giardino. Qua non ti porti neanche a su, ti lanci direttamente su dal balcone. Qua. Ah sì, sì, è vero. Ma cavolo, un altro combo morto, un altro uovo, dopo sta un uovo, cioè i uovi dappertutto. Sotto non c'era un guano perché il colombo è noioso. Preferisci i piani alti. Sì. Qua ovviamente non troverai mai un extracomunitario, perché chi si che viene a dormire in mezzo a merda? Serata qua.
Questa è l'uscita di sicurezza. Un armadio, un'altra camera. Le uscite di sicurezza sono state chiuse, quelle interne. Sì. Ma è strano perché che sia delle robe serai che pare che sia dentro l'oro dei tedeschi e da un'altra parte ti che sei finestre aperte che ti entri e un fia l'assurdo dei controsensi, però dopo ti dirò, è ovvio che il proprietario non vuole che la gente entri, però mi fa da ridere, ma il proprietario cosa se ne fa di un luogo abbandonato così? Cioè non ti frutta soldi, ci paghi sopra le tasse perché non è una casa. E anche se fosse una casa sarebbe la seconda. Ma il proprietario si è fallito. Sì, però qualcuno l'avrà comprato. Lo Stato probabilmente, oppure boh. Ma se io sono lo Stato e eredito un posto così, mi prendo i primi 4 rumeni, gli dico guarda, mi fate fattura 2000 euro a testa, siete in 10 e portate via tutto, senza rompere niente. Tanto se lo portano via lo stesso, tanto vale che ti ciappi 2000 euro a testa. E manco che vengono via bene. Esatto, esatto, mando un dipendente comunale, sa qui che ciappa il reddito di cittadinanza a controllare. Che non si è rotto niente, e via. Portavi via, smontavi le robe, se dopo vuoi anche le finestre, se parla a parte, perché 2000 euro non ti davo anche finestre. E ora si fa 20.000 euro, se lo porti via. Ti vedi che qua comunque Qui c'era una terrazza dove ti ciappavi tipo solarium. Porta fuori roba, ti vedi? Sì. Questo è diverso dagli altri. Sì, e che qualche giorno ne tanca le chiappine. Sì. Che bello. Ma arrivare fin al quinto piano per nettarsi. Questo è il piano più economico secondo me. Se qua ci sono, no, non ci sono camere, infatti, troppo economico. Troppo basso il soffitto. No, penso sia neanche bassissimo, però. Sai forse cos'era qua? Forse c'erano dove lavavano la lavanderia, perché ogni albergo ha la lavanderia interna. Perché qualcosa vuoi sempre risparmiare, non è che mandi in lavanderia tutto, esatto, gli stracci, certe robe te le lavi te. Oh, finalmente si va in terrazza. Sì, più caldo da dentro. Guardate, poco fa abbiamo provato a entrare su quell'albergo là, International Berta. Il problema 5 stelle è che non c'è un ingresso per entrare, è tutto sigillato. Quindi essendo tutto sigillato abbiamo dovuto rinunciare, però siamo venuti qua. Adesso proviamo a fare il tetto, tanto da qua più o meno, se uno vuol vederci ci vede. Ah, siamo proprio in alto, Pietro. Ah. Bisogna stare attenti a sti veri perché si ghigliottine. Mamma mia quanto schifo. Guarda che roba. Ti va su qua? O no? Ah, è quello del... Guarda, un altro quadro. Ah, è roba d'ascensore, il vano ascensore. Come Però si usava una volta. sì. Poi che inizia a portarsi via qualcosa, dopo le spuse che ha fatti scampare. Guarda qua è porta, mi ti sfido a serrarla sta porta. No, È possibile, sì. vabbè. Spusa. Niente. Adesso proviamo ad andare all'ultimo piano e l'ultimo piano ovviamente sarà ancora più piccolo di questo. Non ci sarà nulla praticamente sopra, però ci proviamo ad andare. 8:30, facciamo 31. Esattamente, mi sembra giusto. La roba dell'ascensore. Mamma mia. No, pesa niente qua, sarà 50-70 kg.
faccia larga. Sì, pensati. Tutta l'ascensore. Ah, il doppio questo sì. Quello che sei in reception, il doppio ascensore, sì. Basta, credo che siamo nell'appunto più in alto. Sì, non c'è più niente. Perché il vano ascensore è sempre il punto più alto. Quadro elettrico perfetto, incredibile. Sì, incredibile, sì. Cioè è da foto questo, ancora con i manuali. Il relè. Stereo Twin. Grundig STC 880. Ah, la parabola deve essere il digitale, il satellitare, la TV satellitare per tutto l'hotel. La centralina. Anche perché ho fatto un calcolo. Mi pare di aver capito che erano 34 camere a piano, perché ho visto 34 chiodini per le chiavi. Se sono 34 camere a piano, mi chiamo anche 30. Secondo, terzo, quarto, quinto. 4 piani. 4 piani. 120 camere, 3, 6, 9, 12, 130. 130, sì. Non è neanche a tante. Secondo me il Berta è il doppio, quello là ne ha 200, 220, perché ha anche la parte dietro. Signori, io vi saluto. Io e Alessandro vi salutiamo. Questa è la vista che si gode dal più o meno il quarto piano. Quinto. Sì. Allora, quello è il secondo, terzo, quarto, dal quinto piano. Vi salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Spero che il video vi sia piaciuto. Buona giornata.